l'attenzione sulla finitura rossa sugli ornamenti della fabbrica eretta da Palladio in Malcontenta si è acuita negli anni 70 quando abbiamo condotto un restauro delle facciate. Le colonne avevano ancora una parte di intonaco sulla loro faccia interna, delle semplicissime croste, che si staccavano perché il supporto, la colonna stessa, non offriva una superficie idonea perché si aggrappasse. Quell'intonaco era stato fatto in un momento di neopalladianesimo, come molte di queste cose rosse sono sparite e cancellate, al di sopra di una superficie molto levigata delle colonne, finita con raschietti e con altri elementi di pulitura che ne assicurassero la levigatezza, che era stata poi picchettata appunto per aggrappare questo intonaco. La finitura dei mattoni, che erano tra l'altro allettati l'uno sull'altro con spessori minimali, forse anche meno di 1 millimetro, era di una pellicola rossa, di uno stucco, di cui parla anche il Cornaro, dicendo che si è inventato uno stucco che resiste molto nel tempo. E naturalmente questa osservazione si è combinata con l'osservazione della finitura del portale, con le osservazioni dall'esterno, si è andata approfondendo fino a portarci alla conclusione che tutti gli ornamenti, gli elementi degli ordini dell'architettura di Malcontenta erano finiti con questa stuccatura di colore. E quindi si assisteva lì ad una specie, come dire, di paradosso di ciò che chiunque avrebbe pensato dovesse essere di pietra appariva della materia del cotto, e quelle murature che erano certamente di mattoni. Palladio anche nei suoi disegni indica sempre che il materiale costruttivo dei mattoni appariva invece come un paramento lapideo. C'era questo gioco fra il bianco e il rosso, con una sorta di contraddizione della struttura ma dichiarata, perché tutto questo era stato svolto con una straordinaria maestria, acutezza critica e anche gioco, io ritengo. Direi gioco perché sono arrivato ad una interpretazione di questa scelta, perché credo che nella villa eretta in Malcontenta sia la prima volta che Palladio lo fa. Lo fa perché è l'edificio più vicino a Venezia, è la fabbrica con cui lui si presenta ai veneziani. Ed è ovvia ed implicita qual è la critica di un certo tipo di classe dirigente veneziana che poi impedirà sempre a Palladio di costruire una casa, una residenza privata in Venezia. Che l'architettura sua era romana, con questo duplice dubbio da parte della classe dirigente veneziana che potesse essere un riferimento ad una realtà papale che sarebbe stata antagonista alla laicità di Venezia o a una romanità imperiale che era l'opposto dell'ideologia repubblicana che Venezia praticava. E Palladio, con quella eleganza e spregiudicatezza mentale che è proprio delle persone geniali, scioglie questo dilemma come affermando che quella è architettura romana d'epoca repubblicana. Del resto io penso che lui fosse stato suggestionato dalle colonne del Palazzo Chiericati in costruzione e, da persona geniale com'è, vedendo quelle colonne rosse, ha detto: però sono belle anche rosse.